mesi di marzo e aprile qui al cimitero monumentale era stato allestito un container refrigerato per accogliere le vittime che venivano dalla Lombardia e da Bergamo in particolare. E adesso proprio in questi giorni stanno allestendo altri 2 container, ma questa volta li stanno allestendo per le vittime nostre, i defunti nostri di Verona. Ci pensi, alla sera fai fatica a addormentarti perché ricordi un viso, seppur nascosto dalla mascherina, ricordi degli occhi in lacrime, ricordi proprio anche delle parole, tante volte venute fuori proprio con tanta difficoltà. Ma la cosa che logora di più e che tutti sottolineano è proprio il fatto di non aver potuto salutare, di non aver visto il loro caro da qualche settimana, e quindi è proprio un lutto che continua a macerare l'anima dentro. Poche settimane fa si guardava al Veneto come al modello per contenere il coronavirus. La gestione del focolaio di Vo Euganeo a febbraio resta il successo più grande della prima ondata, ma oggi i forni crematori non riescono a seguire la corsa dell'epidemia. Ecco, tutte queste casse qua domani mattina vanno via per Covid. Quante sono che vanno via domani? 5. In un giorno normale quanti funerali fa lei? Massimo 1 al giorno. E ieri quanti arrivati a farne? L'altro ieri ne ho fatte 10. In quanto tempo? 36 ore. Cioè ha fatto un turno unico da 36 ore? Sì. Da che ora a che ora? Dalle 6:15 della mattina alle 6 della sera del giorno dopo. È una chiamata dietro l'altra. Non c'è un momento per staccare, immagino? No, neanche di notte. Ricevo una telefonata per un decesso, poi ne ricevo un'altra dopo un paio d'ore, così via fino a mattina. Una volta nella normalità si facevano entro 48 ore e adesso anche 10 giorni per l'attesa di un funerale. In questa foto vediamo il sottoscala sostanzialmente di un RSA che non era adibito a cella mortuaria, nel quale non ci si poteva neanche muovere, in 4 metri quadrati non refrigerati, con 10 salme in attesa, è un disastro. Io lavoro con un gruppo che è dislocato su Brescia, la stessa situazione che ho già visto sul bergamasco e sul bresciano non vorrei che ricapitasse anche qua a Verona. Da inizio dicembre in Veneto i contagi hanno ripreso a schizzare verso l'alto. La scorsa settimana è stata l'unica regione italiana in cui il tasso di positività ha continuato a crescere. Sono giorni ormai che il Veneto contribuisce con circa un quarto dei contagi. L'unico modo per bloccarlo è intercettare le catene di trasmissione sul territorio. In Veneto abbiamo 0 casi. Cioè, noi dovevamo sfruttare questa situazione per creare un sistema di sorveglianza e tracciamento che per ogni caso nuovo avremmo dovuto testare tutti quanti con tamponi molecolari, non con tamponi antigenici, e intercettare le catene di trasmissione. E invece cosa è successo? E invece si è aperto tutto, si è lasciato andare tutto quanto pensando che il virus era sparito. Sulla gestione dell'epidemia negli ultimi mesi in Veneto si è consumata una battaglia politica feroce, a cui si sono aggiunte le contraddizioni dei criteri per stabilire il colore delle regioni. Il Veneto, in una certa misura, è vittima della sua eccellenza sanitaria che ha consentito alla regione di non retrocedere in zona arancione o rossa, malgrado il livello dei contagi. Le zone gialle di fatti non riescono a contenere la trasmissione virale. Ora, se uno dei criteri fondamentali della zona gialla è la capacità di risposta al sistema sanitario, si crea il paradosso che il sistema sanitario permette al virus di trasmettersi. Ovviamente questo tollerare più contagi vuol dire anche avere più morti, questa è una cosa che dobbiamo sapere, dobbiamo avere il coraggio di dire. Il Veneto non sembra che il picco si sia raggiunto e ovviamente il picco si raggiungerà a seconda anche di quello che succederà nei prossimi giorni. Se non si chiude immediatamente il picco dei morti sappiamo che segue a distanza di 15, anche di 3 settimane, rischiamo di trovarci con Natale e fine dell'anno davvero con dei numeri impressionanti. Sul territorio l'impegno è dettato da una marea ben più alta della prima ondata. Rispetto alla prima fase osserviamo sia un aumento degli interventi di soccorso, ma soprattutto un aumento della gravità dei pazienti soccorsi, perché l'epidemia è più diffusa e poi rispetto alla prima fase ci sono anche gli interventi per patologie ordinarie che nella prima fase venivano a mancare grazie al lockdown. Mentre nella prima fase abbiamo visto gli effetti del lockdown e per cui vedevamo una diminuzione degli interventi, in questa fase questo non lo osserviamo, per cui non si vede fine a questo tunnel e comincia a essere molto pesante dal punto di vista psicologico per tutto il personale.
Inevitabilmente l'alluvione del territorio sommerge gli ospedali. Una delle ragioni per cui il Veneto è rimasto in zona gialla è una disponibilità su carta di oltre 1000 posti in terapia intensiva. I sindacati però rivedono decisamente le stime al ribasso, considerando la carenza di medici anestesisti e infermieri specializzati. Le terapie intensive sono sottoposte a una pesantissima pressione, riteniamo che ci siano circa 588-590 posti occupati totali con circa 379 occupati Covid. Dai nostri conteggi i posti liberi sono estremamente pochi e riteniamo poco più di una cinquantina di posti letto che sono una dotazione minima abbastanza risicata. Verona è la provincia in cui il contagio è salito con più ferocia nell'ultima settimana. L'ospedale di Legnago è una delle strutture che si sono attrezzate con celle frigorifere nei container per sostenere l'impennata di mortalità. Se questa continua a essere la progressione dei contagi non ce la faremo. Man mano che aumenta lo stress per gli operatori e che si riduce il numero di posti letto, è che ci troviamo magari ad avere maggiori difficoltà anche ad affrontare alcune patologie che in condizioni normali saremmo riusciti a gestire in maniera migliore, quindi offrendo anche più possibilità, quindi con un aumento della mortalità intraospedaliera sia per Covid che da non Covid. Quindi oggi in Veneto è più facile morire di quanto non lo fosse qualche mese fa. I dati dicono questo e sono incontrovertibili. Che conseguenze hanno per i pazienti le difficoltà dei pronto soccorso in Veneto in questo momento? Lunghe attese che possono andare da alcune ore fino anche ad alcuni giorni, in situazioni difficili, spesso su barelle, e nei momenti di maggiore afflusso anche con una precarietà delle cure e del controllo che gli può essere erogato chiaramente. Lo scorso weekend il sindaco di Verona è stato costretto a limitare il traffico pedonale per l'afflusso straordinario nelle vie del centro, situazione vissuta anche a Padova e a Treviso. Lei vede l'esigenza di restrizioni immediate in Veneto? Sì, ma servivano ieri e oggi è già tardi. Quella che vive la popolazione è una sensazione di disorientamento, con uno scollamento tra quella che è la realtà percepita all'interno degli ospedali e quella che è la realtà percepita all'esterno degli ospedali. Sono ancora una volta le RSA, il terreno di scontro più fragile col virus. In Veneto si sta consumando una strage che ricorda il marzo lombardo. Nella prima ondata abbiamo avuto 600 decessi che oggi sono arrivati a circa 2000 ed è un dato che è destinato comunque a crescere perché stanno crescendo le strutture che si stanno contagiando. Quante strutture sono state colpite oggi? 160 contro le 60 della prima ondata. Su quante strutture? Su 346 strutture. In Veneto le porte delle nostre strutture si aprono oltre 20.000 volte al giorno, perché questo è il volume delle ragazze e ragazzi che lavorano all'interno delle nostre strutture. Quindi la causa principale oggi è la mancanza del lockdown, cioè noi prima vivevamo dentro sostanzialmente una campana di vetro, oggi siamo all'aria aperta. In Veneto servirebbero 3.500 infermieri nelle strutture residenziali per anziani, oggi siamo a meno di 2.000. Voi non avete delle indicazioni terapeutiche precise sul Covid? No, guardi, questo è un paese che combatte la pandemia con la burocrazia, che è una cosa simpaticissima peraltro. Un muro di carta attorno a un bosco che brucia. Noi a oggi non abbiamo né dall'Istituto Superiore di Sanità, né dal Ministero, né dall'AIFA, abbiamo un protocollo di cura per i nostri anziani. Però mi creda, abbiamo una montagna di adempimenti burocratici, ma non abbiamo un piano di cura per i nostri ospiti. L'incendio divampa nel Veronese. In molte strutture sopravvivere è il solo orizzonte consentito. Circa a metà novembre abbiamo iniziato ad avere i primi casi di Covid e in meno di un mese abbiamo avuto più di 50 vittime complessivamente per le varie strutture. Noi eravamo pronti con un reparto Covid da 20 persone. Nel giro di 2 giorni l'hanno riempito. Il personale è dimezzato, più che dimezzato. Ma adesso è adeguato a garantire la cura degli ospiti? No, alcuni sono depressi e disorientati. Alcuni vivono col cellulare attaccato al cuore perché è l'unico contatto che possono avere con la loro famiglia.
Eppure vincere si può. Ce lo raccontano gli abbracci che si consumano in un RSA di Castelfranco Veneto, così necessari da scaldare perfino il plexiglass. Ciao, ciao. Ho avuto anche... e dopo continua a abbracciare. Posso anche mio fratello, ti dispiace? Sì, uguale. È indescrivibile, cosa vuoi? Indescrivibile. Più si ama e più è difficile essere lontani, essere staccati. Qui si forma il calore e il contatto c'è. Ogni tanto bisogna che ci sia questa e così ci ricarichiamo, mi ricarico. La direzione ha chiuso la struttura il 21 febbraio, poche ore dopo la scoperta del primo positivo a Codogno. All'epoca era stata accusata di allarmismo. L'anziano, come tutti, ripeto, come tutti gli esseri umani, hanno bisogno di un contatto fisico, di un abbraccio, di una carezza, di toccarsi. Siamo animali fatti per toccarsi, non per stare isolati. Gli ospiti vengono sottoposti a screening quotidiani per quanto riguarda gli aspetti clinici, vengono ovviamente l'elevazione della temperatura, saturimetria e in più tamponi con frequenza indicata dalla regione, ma se necessario con frequenza immediata, perché ci siamo dotati di uno stock di tamponi rapidi spendendo circa 30.000 euro per poterli avere a disposizione subito e avere risposte immediate. Diciamo che questa struttura dimostra che il contagio si può gestire anche in un altro modo rispetto a quello che vediamo. Si può, se vuoi vincere la battaglia contro il virus devi adottare strategie combattive a tutti i livelli e subito, perché attendere purtroppo con questo virus è tremendo.